So, andiamo a presentare la nostra prima concorrente. No. Agnieszka from Poland, are you happy to be here? Yes, of course I am. Like Syracuse is a beautiful city and doing latte art in Italy is always great. Giustamente dice che è contenta di essere qua, Siracusa è una città bellissima e poi fare la latte art in Italia è sempre un'emozione. Because you, oh yeah, you did as well, you win last time in Italy. For you are very lucky when you come in Italy. Ok, excellent. Agnieszka, come vedete, va a fare 2 espressi, andrà a fare 2 bevande al latte, una dentro la parte sopra della moka e l'altra dentro a un tumbler. Va a emulsionare il latte col caffè prima di iniziare a disegnare le sue figure. Ho servito la prima figura. Three minutes left. One minute left. Vai. Brava Agnieszka, un applauso a Agnieszka. Tell me your experience to make a cappuccino as soon as in a Motta Capozzo. Like at first I was a bit surprised because there's like a lot of problems during the process, but then it's nothing more Italian than cappuccino and mocha. Ah, ok. So it's easy to you. Facciamo un applauso ancora a Agnieszka. Intanto i nostri giudici stanno finendo di guardare. A posto? I giudici salutano.